Vigilia di un big match, e questo possiamo dirlo senza tema di smentita, e vedrà in campo la Dinamo Lab opposta all'Amicaci Giulianova, campioni d'Italia in carica, ma in casa bianco-blu si respira un'aria davvero di grande coesione e tanto lavoro. Enrico Ghione. Sì, abbiamo la fortuna quest'anno di avere una bella squadra, grazie a Matthew, grazie alla Dinamo che è riuscita a creare veramente un grande team. Penso che siamo forse la squadra più alta in campionato e questa potrebbe essere la nostra forza per arrivare a grandi risultati. Loro hanno tanta esperienza dalla loro parte, un allenatore pluripremiato come Carlo Di Giusto, delle leggende viventi, lo stesso Cavagnini è per me un esempio di vita e di gioco perché mi ispiro a lui in tutto quello che faccio, perché nonostante l'età è comunque un giocatore che tiene il livello, è stata una colonna importantissima della nostra storia italiana e posso dire arriviamo preparati per toglierci veramente delle grandi soddisfazioni. Poi io non mi sbilancio mai in pronostici perché le partite vanno giocate. Le partite vanno giocate, ci sono stati molti esempi di idee che non sono state congrue con le aspettative, risultati che non sono stati congrui con le aspettative e niente, l'unica cosa certa è che sarà una grande partita. Non l'abbiamo fatta la domanda in conferenza stampa a Matthew, perché? Perché sappiamo che lui è veramente, potremmo chiamarlo anche Stakhanov piuttosto che non Matthew Boden. Vi fa lavorare come dei dannati, diciamolo che voi avete 2 sessioni di allenamento giornaliere, perché io volevo chiedere, ma come mai li fai lavorare così poco? Rispondi tu Enrico. No, esatto, lavoriamo tanto e qualitativamente anche tanto bene, perché possono spaventare magari da sentire così 2 sessioni giornaliere, ma per questo livello penso siano necessarie per mantenere e aumentare il livello. E lui però riesce a gestirci veramente bene perché non è mai overtraining, ma è veramente un lavoro qualitativo di grande eccellenza. Quindi sì, sono tante perché non posso dire che non siano tante, ma sono fatte bene, quindi buon per noi. Sì, ci veniva da sorridere nella domanda, infatti abbiamo evitato accuratamente di chiederlo a Matthew. Un'ultima cosa, la tua esperienza insomma anche nazionale, pluriennale, parliamo molte volte di gap con quelle che sono le altre realtà in Europa, per molti versi siamo ancora indietro, ma soprattutto credo per colpa, e questo passamelo, lo dico io, sono giornalista, colpa della federazione che talune volte si è cullata insomma in sogni che potevano essere realizzati ma che poi alla fine dei conti non trovava riscontro, per esempio in quello che è il fatto di una sponsorizzazione per quanto riguarda la trasmissione delle partite e quant'altro. Sono cose piccole che però potrebbero far crescere il movimento e soprattutto avvicinare tanti giovani a questo meraviglioso sport che è il wheelchair. Sì, credo che la federazione comunque parta sempre col presupposto di fare il meglio per lo sport. Sto vedendo un cambiamento in positivo negli ultimi anni, tant'è che quest'anno nella prova stanno tornando parecchi giocatori stranieri a giocare nel nostro campionato, rialzando il livello e portandolo a come era magari 10 anni fa quando io magari iniziavo a giocare e c'erano grandi nomi che giocavano nel nostro campionato. Purtroppo penso questioni al di là dello sport siamo ancora parecchio lontani rispetto a realtà come la Spagna, come la Germania, dove proprio di concezione di base è visto diverso il giocatore di basket in carrozzina, ma ci possiamo arrivare e ci stiamo arrivando, magari io sono fiducioso.